Di nuovo buongiorno carissime amiche e carissimi amici di RPL, di nuovo un cordiale buongiorno da Antonio Verna. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29. Vi ricordo anche il numero WhatsApp che è il 346 64 277 56. Risaluto Giulio Carnelli al di là del vetro. Buongiorno Giulio, guardiamo le ultime notizie. L'Istat dice cala la disoccupazione, più 25.000 posti nel primo trimestre, traina il nord Italia, mentre nel mezzogiorno prosegue il calo dell'occupazione. Dopo 2 cali consecutivi, nel primo trimestre del 2019 il numero di persone occupate torna a crescere, seppure lievemente, in termini congiunturali, facendo registrare un aumento di 25.000 unità, più 0,1%. Altra notizia riguarda la Lega, vota con l'opposizione per i nuovi fondi a Radio Radicale. Il Movimento 5 Stelle dice pioggia di soldi ingiustificata. Salta il voto in commissione di vigilanza RAI, niente accordo di maggioranza anche sulla risoluzione contro il doppio incarico al presidente Marcello Foa. In collegamento telefonico con noi, come ogni giovedì a quest'ora, 10:35 più o meno, abbiamo Pietro De Leo, giornalista del Tempo. Buongiorno Pietro. Buongiorno a voi, bentrovati. Allora, come sta innanzitutto Pietro? Com'è il tempo a Roma? Che aria tira lì da quelle parti? Dal punto di vista meteorologico è molto caldo. Dal punto di vista politico caldo lo stesso. Caldo lo stesso. E infatti, allora Pietro, iniziamo un po' a vedere quali sono stati i provvedimenti, no, che questa settimana sono stati presi dal governo giallo-verde. Incominciamo con il decreto sicurezza bis. Secondo te, qual è appunto l'obiettivo fondamentale di questo decreto? Ma secondo me è dare seguito dal punto di vista legislativo ad una concezione culturale, cioè quella che se non c'è sicurezza, se non ci sono regole, non c'è coesione sociale. E questo lo dico non tanto pensando alle norme sull'immigrazione, alla punibilità delle imbarcazioni che salvano gli immigrati senza rispettare le regole, si avvicinano all'Italia contravvenendo alle norme e alle disposizioni delle autorità e spesso con questo atteggiamento mettono a repentaglio la stessa vita e l'incolumità degli immigrati che trasportano, ma per una ragione meramente ideologica. Ma lo dico vedendo anche l'inasprimento di tutta quella che è la sanzione ai danni di chi offende ad esempio le forze dell'ordine durante le manifestazioni pubbliche. Sì. Ecco, questo è anche un altro aspetto importante, perché io ho letto di tutto in questi giorni, no? Come se fosse un provvedimento repressivo della differenza di opinione, repressivo della protesta. In realtà è tutto il contrario, cioè è innanzitutto un provvedimento che garantisce a tutti la libertà di manifestare senza che ci sia nessuno che ti venga a sabotare le manifestazioni e in questo sabotaggio si inoculi, tra virgolette, un'aggressione alle forze dell'ordine. Sì. Insomma, l'abbiamo visto anche nell'ultima campagna elettorale per le europee, ci sono delle frange estremiste dei centri sociali che spesso andavano, no, a disturbare i comizi di Salvini. All'interno di quello c'era anche un'aggressione continua alle forze dell'ordine con sputi, con parolacce, con insulti. Ecco, io credo che questo non abbia nulla a che vedere con la libertà di opinione. Si restituisce quantomeno una dignità dello Stato che protegge se stesso da delle aggressioni. Ricordiamo bene, questo però riguarda l'anno scorso, non era neanche una manifestazione della Lega, l'immagine di addirittura era un insegnante di scuola elementari che augurava la morte ai carabinieri. Ecco, io credo che ristabilire delle regole, ristabilire l'essenza vera della libertà su questo punto sia molto importante e vedendo le norme del decreto sicurezza si va in quella dimensione. Ho letto anche ieri ho letto delle rimostranze dal presidente della consulta della Corte Costituzionale, no?
che fa delle valutazioni politiche, dice la sicurezza non si tutela con nuove norme. Ecco, non so quanto insomma sia vero, anche perché spesso chi va in piazza, chi deve mantenere l'ordine pubblico in piazza, si trova di fronte a delle situazioni veramente critiche, quindi un supporto normativo secondo me era opportuno. Benissimo. Senti Pietro, poi ci sono altri provvedimenti, anche stamattina c'è la notizia che è stato ieri approvato all'unanimità, scusami, dall'Aula del Senato il disegno di legge che prevede delle pene più severe per quanto riguarda le truffe agli anziani, il DDL concretezza, lo sblocca cantieri. Raccontaci un po' quali sono le norme di questi provvedimenti, diciamo, cominciando dal DDL concretezza. Allora, sì, questo è un DDL molto importante perché va ad inserirsi in quella che è la competitività delle aziende, quindi è un provvedimento che molto spesso le imprese nella direzione della semplificazione avevano chiesto, insomma, avevano rivendicato e soprattutto è un provvedimento che contiene anche degli aspetti per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Sì. Uno degli aspetti molto importanti e molto critici del nostro paese era l'eccessiva norma, no? L'eccessivo ammontare di procedure. Ecco, io credo che attraverso questo provvedimento si ponga in essere uno sfrondamento di tutto questo. Poi c'è un'altra questione che riguarda sempre il decreto concretezza, che è quello dei vigili del fuoco. Ho letto che c'è anche i sindacati stessi avevano fatto delle richieste, delle rivendicazioni per quanto riguarda i salari che sono state recepite. Un'altra questione poi riguarda anche quello di una stretta, sempre per quanto riguarda la pubblica amministrazione, cosiddetti furbetti del cartellino, e anche questo c'è nel decreto concretezza. Ecco, io credo che sia quantomeno una buona prova agonistica, se così mi è permesso il paragone sportivo, di un governo che per molti aspetti, come abbiamo visto dal punto di vista politico e dal punto di vista del confronto con l'Europa, sta attraversando una navigazione non proprio tranquilla. Delicata. Per quanto riguarda un altro provvedimento che mi hai citato, che è importante, ad esempio quello che è stato approvato all'unanimità, sull'inasprimento, su una diversa, diciamo così, normativa per quanto riguarda le truffe verso gli anziani. E questo, l'unanimità è un dato politico molto importante, perché quantomeno dà l'idea di una politica che riesce ancora ad unirsi su qualche tema, no? Noi vediamo un dibattito quotidiano spesso molto feroce, molto acceso, però se non altro nella tutela dei più deboli c'è un margine di coesione che è importante. E questo è un'altra cosa da raccontare, perché io, siccome ne ho scritto ho scritto proprio stamattina di questa legge, e ieri parlavo con il senatore Pillon, che è stato il relatore al Senato di questo provvedimento, che poi dovrà andare alla Camera. Mi spiegava che molto spesso, al di là delle fattispecie ben note, no? Che ne so, il falso esattore delle tasse che ti chiede un arretrato, quello che si presenta con il cartellino del gas, viene a controllare, ruba i soldi. C'è tutta un'altra prateria di cose che sono i contratti veri, regolari e del tutto legittimi, che vengono fatti firmare in delle condizioni di convincimento verso una cosa che magari non serve. Ad esempio, far comprare una bicicletta ad un anziano che è semi-infermo. Ecco, succedono anche queste cose. Quindi questo provvedimento riconduce sotto la fattispecie delle truffe per anziani tutta questa roba qua, e mentre prima la legislazione precedente prevedeva la circonvenzione di anziani sotto la truffa,
e quindi c'era una punibilità minore. Adesso la punibilità è aumentata perché è sotto la circonvenzione di incapaci. Io direi che anche questo è una novità importante, che però non basta, perché comunque accanto al legislatore nazionale serve anche un'attività molto capillare sul territorio degli enti locali a difesa degli anziani, che devono essere sensibilizzati, devono essere posti in allarme, a stare attenti ad aprire la porta. Insomma, c'è un legislatore, ma serve anche un'attività molto forte sul territorio da parte dal vigile urbano all'operatore sociale, al sindaco, all'assessore, Certo. perché veramente anche con i nuovi mezzi della tecnologia che questi manigoldi dei truffatori spesso sanno utilizzare molto bene, i pericoli per gli anziani purtroppo aumentano, specialmente adesso d'estate, quando magari le famiglie partono e lasciano soli a casa, è caldo, certo. la lucidità diminuisce, c'è più stanchezza, insomma è un tema importante. Benissimo. Senti, invece sullo sblocca cantieri oggi leggevo il testo, no? Sono numerosissime le pagine, alcune pagine da correggere. Quali sono le norme fondamentali, le più importanti di questa legge? Ma ci sono molte norme che ad esempio velocizzano le realizzazioni. Ci sono norme, leggevo, che prorogano la busta paga pesante per le zone terremotate. Quindi anche questo è stato un provvedimento molto sofferto all'interno della maggioranza, però ecco, direi che il risultato è fondamentale. Poi oltretutto per quanto riguarda c'era l'altra questione, no, che aveva tenuto banco all'interno della maggioranza, della sospensione del codice degli appalti. Sì. Ecco, direi che qui tra le due forze di governo è stata raggiunta una mediazione, perché sono state sospese soltanto alcune norme e fino a fine 2020. Certo, il compromesso, da un compromesso si esce sempre tutti un po' scontenti, però quantomeno anche questo è un passo avanti verso la semplificazione. Un'altra questione importante poi che ho visto tra le righe dello sblocca cantieri è il finanziamento per installare telecamere negli asili nido, nelle strutture per anziani, nelle strutture per disabili. Ecco, anche questo è un passo importante. Poi credo ci sia una legge che dovrà essere approvata definitivamente, che è un'altra cosa, però il finanziamento è un primo passo. Ecco, anche questa è purtroppo un riflesso della cronaca che leggiamo tutti i giorni. Tutti i giorni leggiamo di maltrattamenti, di violenze, di anziani che vengono brutalizzati, spaventati, purtroppo anche di cose simili che avvengono in asili nido. È chiaro che la gran parte degli operatori di questi settori sono persone che affrontano il loro lavoro con grande dedizione, grande impegno, però c'è una minoranza che va riconosciuta, va punita, e soprattutto bisogna installare dei sistemi di prevenzione delle violenze, perché poi c'è anche un problema di fiducia, perché quando la famiglia affida un bambino, un anziano o un familiare non autosufficiente a queste strutture, si crea un patto di fiducia. Quindi andare verso la prevenzione di violenze, di comportamenti inappropriati, anche questa è una novità che secondo me è importante. Benissimo. Pietro, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono io? Sì, prego. Buongiorno a tutti e due. Salve, sono Daniele da Latte Ceppino. Ciao Daniele, prego. Buongiorno. Ciao Antonio, buongiorno. Volevo fare solo una piccola considerazione, ma sì, un applauso a tutto quello che hanno fatto, come quello che sta spiegando l'ospite. Però siamo sicuri che poi alla fine in una manifestazione 200 persone dicono una parolaccia, insultano un poliziotto, cosa fanno? Li devono arrestare, ne portano 200 in caserma, li mettono sotto al giudice catto comunista che li libera il giorno dopo. Secondo me è un po' tanto un bailame, cioè bisogna insistere sull'educazione civica e fare una bella pulizia, ma di quelle secondo me fatte bene, perché se non si parte da una base di una società più pulita,
più onesta, più rispettosa delle forze dell'ordine quando c'è la manifestazione, di quei furbetti che vanno a vendere la bicicletta al disabile, ha detto cose giustissime, sacrosante, ma qui ci vuole il pugno duro, dovete picchiare duro, questi qui vanno mandati via. Cosa fai con quei giudici lì? Ne mandi 200 lì perché ha detto Pirlo a un poliziotto, così quello là li libera. Sai che casino negli uffici, questo tutti scontenti. Auguri, buona Padania. Va bene. Allora si riferiva al decreto sicurezza, Pietro. Sì, il signore ha toccato un aspetto doloroso. Io leggo qui davanti alle agenzie, leggo una notizia di un'oretta fa di uno straniero che a Reggio Emilia ha palpeggiato una poliziotta in divisa negli uffici della Polfer e si è reso protagonista di atti osceni, eppure l'uomo è stato subito scarcerato perché il giudice ha ritenuto tenue l'accaduto. Ecco, anche qui entriamo in una prateria, dovremmo parlarne in un'ora. Il legislatore fa le leggi perché le deve fare e poi il magistrato le applica. Ecco, probabilmente da parte di qualche magistrato c'è un criterio di legalità un po' elastico che tende a perdonare o ad applicare un principio di pietismo e solidarietà verso certe categorie. Però è chiaro che delle persone, dei gruppi, delle categorie che finora avevano quantomeno goduto di una sensazione di impunità, come ad esempio i centri sociali quando vanno a fare casino in piazza, adesso con queste nuove norme probabilmente avranno una situazione un po' diversa, però certo poi è il magistrato che le applica e è il magistrato che poi si assume quantomeno la responsabilità morale di quello che fa. Concordo anche con il signore sull'educazione civica, però anche lì c'è sempre il solito discorso che a scuola può insegnare educazione civica quanto vuoi, ma ormai a scuola le bocciature e le punizioni sono state bandite. Ecco, probabilmente bisognerà fare un lungo lavoro che serviranno anni per ridare dignità a quella che è la sanzione e la punizione fin dalla tenera età, fin dalla scuola. Benissimo. Senti Pietro, adesso diamo uno sguardo un po' al mondo, alle notizie che ci giungono dal mondo. Cosa sta succedendo ad Hong Kong? Ad Hong Kong sta succedendo che c'è questa grande protesta contro una legge voluta dalla Cina. Noi sappiamo che Hong Kong da pochi anni è tornata sotto il governo, sotto l'influenza della Cina, e c'è una legge che ha aperto a delle estradizioni più facili da Hong Kong alla Cina. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire che noi sappiamo benissimo che la Cina è a tutti gli effetti un regime ideologico comunista e quindi si protesta perché tra le pieghe di questa legge potrebbe aprirsi anche la strada per una sorta di punibilità, di repressione politica e di incarcerazione di coloro che sono i dissidenti del regime cinese. Questo è molto grave. C'è una presidente ad Hong Kong, un capo del governo donna che è filo-cinese e si pone un'altra volta come tutto questo pone dinanzi agli occhi del mondo la natura vera il pericolo vero che rappresenta il regime cinese. Ecco, io credo che l'Occidente tutto non dovrebbe trascurare questa cosa, specie nel momento in cui la Cina sempre di più sta proseguendo nella sua opera di diciamo così di aggressione tra virgolette commerciale verso l'Occidente. Sì. Senti Pietro, abbiamo un'altra telefonata in questo momento, ricordo il numero che è lo 0266 20 35 29. Pronto, chi è in linea? Sì, pronto. Sì. Buongiorno a tutti, sono Giorgio di Milano. Ciao Giorgio. Posso tornare un attimo sul decreto sicurezza? Sì. Io sono in pensione da 10 anni, ho fatto parte della polizia locale di Milano e posso dire che a Milano i vigili o gli agenti di polizia locale svolgono le stesse funzioni della polizia in genere, quindi abbiamo gli stessi problemi da affrontare durante il giorno con questi personaggi che avete descritto, violenti, ubriachi. Però non veniamo mai citati, anche noi abbiamo avuto i nostri morti, i nostri infortuni quotidiani.
So che siamo una forza di polizia di serie B, però gradirei che anche a noi venga riconosciuto non soltanto quel discorso della convinzione popolare che siamo erogatori di multe, cosa che ormai a Milano non si fa quasi più. Sì. Ringrazio per la vostra gentile attenzione e vi ascolto per radio. Grazie mille. Pietro, insomma, ha detto il signore che ormai in pensione che anche la polizia locale non è di serie B, giusto? Certo, ma è molto importante perché poi la polizia locale svolge un ruolo fondamentale di prossimità territoriale. Negli ultimi anni, specie in cui, come sappiamo, gli organici di polizia, carabinieri e le forze dell'ordine erano carenti rispetto al territorio, la polizia locale ha costituito la primissima risposta dello Stato a molte situazioni critiche. Noi sappiamo spesso, insomma, vivendo le città, quanto la figura del poliziotto locale sia fondamentale anche per dirimere delle criticità immediate che si creano. Pensiamo dai pericoli immediati, dalle liti tra gli automobilisti, insomma anche loro sono un importante presidio dello Stato. Io volevo aggiungere una cosa, che tutte queste telefonate, noi abbiamo, questi giorni abbiamo letto la stampa, specialmente la stampa di sinistra, che dice quasi come se il tema sicurezza sia un'invenzione di Salvini, però tutte queste telefonate che sono arrivate in questi momenti, unite magari a quello che si legge facendo un giro sui social, testimoniano che il tema sicurezza, di una sicurezza che sia ben calibrata ai territori, alle situazioni territoriali, è un tema molto sentito dalle persone, e non è percezione perché i reati calano, è cosa vera, perché in questi anni, vuoi l'immigrazione, vuoi la crisi, vuoi la povertà, il volto delle nostre città è cambiato in maniera significativa. Certo. Quindi il tema sicurezza è un valore civile, non è uno slogan, una suggestione, è un valore di convivenza civile. Benissimo. Senti Pietro, non so, abbiamo letto anche all'inizio della nostra trasmissione che il governo va sotto su Radio Radicale, l'emittente è salva perché passa in Commissione Bilancio un emendamento votato anche dalla Lega, ok, ad altri 3 milioni per il 2019. Che ne pensi? Sì, leggevo che ci fosse una diversa linea all'interno del governo su questo, si era capito dall'inizio. Io credo che Radio Radicale, come anche la vostra emittente radiofonica, Radio Padania Libera, come tutte le espressioni di tradizione giornalistica, siano delle testimonianze molto importanti che raccontano la storia del nostro paese, dove trovano albergo le sensibilità culturali del nostro paese, e quindi sono un bene pubblico che va salvato e il cui venir meno sarebbe una perdita per tutti. Sì. Ecco, io noto che magari forze politiche più giovani, dove ci sono dei protagonisti che la politica magari l'hanno cominciata a conoscere soltanto da qualche anno e non sono cresciuti con una coscienza politica, facciano fatica a capire questo concetto. Però è così, è un paese senza radio, come senza giornali, senza libri, è un paese indubbiamente più povero, è un paese in cui le culture politiche rischiano veramente di morire, già stanno messe male, insomma. Poi se consentiamo anche a delle realtà che comunque le rilanciano, le testimoniano di spegnersi, saremmo messi ancora peggio. Quindi secondo me è stata anche questa una bella novità, e poi chi non è d'accordo dovrebbe studiare un po' la storia degli ultimi decenni di quello che è la democrazia nel nostro paese. Benissimo Pietro, allora purtroppo siamo in chiusura, ti ringrazio come al solito per essere stato Grazie a voi. Qui con noi oggi giovedì, e ci risentiamo giovedì prossimo alle 10:35. Buona giornata. A presto, buon lavoro. Grazie mille a Pietro De Leo, giornalista del Tempo. Andiamo subito in pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra pochissimo. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove.
Dibidi dobidi dab. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. Rieccoci carissimi amici di RPL, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29. Quest'oggi abbiamo con noi Lucia Esposito, giornalista di Libero, a capo del settore cultura di Libero, delle pagine culturali di Libero. Buongiorno Lucia. Buongiorno a voi. Buongiorno. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. È la prima volta qui in radio, giusto? Sì, con voi sì, è la prima volta. Benissimo. Grazie per l'invito a voi. Allora, Lucia, con te vorrei parlare di un'iniziativa di Libero, non so se è partita da una settimana circa, dove insomma voi invitate i lettori a scrivere una lettera per i propri nonni e pubblicate da una settimana, penso a questa parte, le lettere migliori. I nonni cosa rappresentano oggi e quali sono state le lettere più significative che hai letto e che ci puoi raccontare? Allora, diciamo che l'iniziativa parte dopo che un'associazione appunto di nonni aveva lanciato un concorso nelle varie scuole italiane e aveva coinvolto un concorso che ha coinvolto 2000 passa studenti. La Casellati li ha premiati lunedì scorso in Senato, ha premiato i temi più belli. Allora da lì ci è venuta l'idea di coinvolgere i lettori facendoci raccontare cosa ricordano dei loro nonni, cosa rappresentano per loro i nonni. I nonni sono il passato, ma sono anche il futuro, perché sono le radici che di una pianta, no? Sono quello da cui arriva la nostra storia, e quindi sono per questo motivo anche quelli che seminano, no? Quello che sarà il futuro. Purtroppo questa società che ha sempre meno tempo per gli anziani molto spesso non li guarda, ma se ci soffermiamo un attimo vediamo davanti alle scuole al pomeriggio mentre i genitori lavorano tanti nonni che si occupano dei loro nipoti. Nonni sono anche pimpanti, una risorsa economica. Lucia, scusami, nonni pimpanti, perché io appunto li vedo, no? Queste nonne e questi nonni pimpanti con i nipoti che addirittura corrono più dei nipoti, insomma. Corrono come matti, esatto, e rappresentano anche una risorsa per le famiglie, una risorsa economica oltre che affettiva, perché tipo se si considera i costi di una babysitter valgono a qualcuno molto, diciamo, come dire, da un punto di vista economico aveva stimato un valore di circa 2.000 euro al mese, fanno risparmiare alle famiglie i nonni, che ha la fortuna ancora di avere dei nonni che possano occuparsi dei nipoti, ma al di là di questo aspetto, diciamo,
pratico, della vita pratica, i nonni sono una risorsa affettiva. E la cosa che mi ha colpito di più, leggendo tantissime lettere che sono arrivate, è che il tempo non cancella il ricordo del nonno, cioè anche molti nostri lettori di una certa età, diventati anche loro a loro volta nonni, ci hanno consegnato dei racconti straordinari della loro infanzia, che hanno condiviso appunto con un nonno o una nonna. Oggi per esempio pubblichiamo il racconto di una signora, credo sia anche lei nonna, che ci ha raccontato di questa nonna che aveva solo nipoti femmine, a cui aveva insegnato l'arte del ricamo. Le riuneva in cerchio davanti a un albero e insegnava loro a ricamare. E, una donna che ha attraversato 2 guerre, ha conosciuto la carestia, la fame, e comunque lei è rimasta, poi si è dovuta occupare anche delle figlie di una sua figlia che poi è mancata, e pensa che quando poi questa signora è morta, i nipoti hanno sepolto insieme a lei anche l'ago, il filo, il ditale. E poi per esempio mi viene in mente la storia meravigliosa di una donna nata molto ricca, molto ricca, anche credo nobile, che rifiutava tutti i suoi pretendenti perché è innamorata di un tenente napoletano che l'aveva ammaliata, e lei rinunciò alla sua vita di agi per seguire quest'uomo, e quest'uomo che Pronto? per la guerra. Pronto, mi senti? Sì, ti sentiamo, sì. Insomma, quest'uomo che parte per la guerra, e lei insomma fa una vita di stenti, e questa nipote racconta dopo tanti anni la lezione di mia nonna, e che appunto l'amore, cioè che bisogna sempre, il valore più importante della vita è l'amore, e lei ha rinunciato a tutta la sua eredità per stare con quest'uomo. Quindi insomma sono veramente degli spaccati di vite che vengono ricuciti, riconsegnati a noi, e siamo molto contenti anche del successo che ha avuto questa iniziativa, e che continuerà ancora per alcune settimane, credo. E poi appunto ovviamente ciascuno di noi, anche in redazione, è andato indietro con la memoria, a recuperare i propri ricordi. Infatti passiamo spesso. Cosa? In questo volevo chiederti, tu insomma che nonni hai avuto? Allora, io ho avuto purtroppo una nonna materna devastata dai lutti, aveva perso tanti figli, per cui era sempre presente con i nipoti, ma con un velo di tristezza, e quindi invece il nonno paterno è stato una risorsa enorme, perché era un grande personaggio, un grandissimo narratore di storie, e ci raccontava del passato, ci inventava delle storie, cioè aveva inventato per noi nipoti anche dei personaggi di fantasia per farci stare buoni. Siccome eravamo tipo 17 nipoti, di cui io unica femmina, per cui puoi immaginare contenere a bada 16 maschi quando eravamo tutti insieme, e allora lui si metteva lì attorno al tavolo, a volte si sedeva a terra con noi con le gambe incrociate, e si inventava delle storie pazzesche. E chissà che forse il mio essere diventata giornalista non sia anche nato dal suo dal fatto appunto di aver avuto questo nonno che ci leggeva libri e ci raccontava storie, ecco. Certo. Senti, quindi questa iniziativa bellissima durerà ancora, quindi chi volesse scrivere può farlo a carinonni@liberoquotidiano.it. Rinnovo il numero ai nostri radioascoltatori, che è lo 0266 20 35 29, se vogliono raccontare appunto il loro ruolo di nonni. E con te, Lucia, è bello perché si può parlare insomma di temi particolari, simpatici. Vorrei parlare adesso di scuola, no? La scuola per tutti, per quasi tutti noi ragazzi è terminata, adesso ci sono gli esami. Tu non so, ti sei occupata di questo tema, no? Che mi dici della scuola di oggi? Sì, allora guarda, recentemente io ho letto un saggio molto interessante di Ernesto Galli della Loggia, che è uno storico ma anche un editorialista del Corriere della Sera, che si chiama L'aula vuota, come l'Italia ha distrutto la sua scuola. Ed è un viaggio della storia della scuola italiana, cioè come dai primi del Novecento, in cui grazie alle maestre che per prime
dovettero affrontare l'ignoranza nazionale, no? Si trovavano davanti dei ragazzini che non erano ancora, che non venivano da famiglie come dire, in cui il diritto allo studio era riservato a pochi eletti. Grazie a queste maestre all'impegno arrivò ad essere una scuola incapace di formare le future classi dirigenti. Il tema è che poi col passare degli anni, presi dalla smania di cambiare, di riformare, di modificare, cosa è successo? È successo che la scuola si è svuotata di autorità, cioè nel senso che oggi, per esempio, se noi andiamo davanti, ci saranno già i quadri, no? I famosi quadri dove tu vedi il numero degli ammessi e dei non ammessi alle classi successive. Se noi andiamo in qualsiasi città d'Italia, da nord a sud, vediamo che la maggior parte di questi studenti, se non tutti, sono stati proposti, per esempio alle elementari non si boccia. E questa cosa che vi può sembrare, beh, che bello, sono tutti promossi, in realtà nasconde una grande ipocrisia, perché eliminando il merito dalla scuola, eliminando cioè creando una parità, essere tutti uguali, alla fine non significa essere tutti bravi, perché non siamo tutti bravi, e anche lo studente che magari si impegna, viene parificato, viene messo sullo stesso livello di chi invece durante l'anno ha battuto la fiacca. Ecco, per esempio, questo saggio mi ha trovato molto d'accordo sulla necessità di un intervento nella scuola perché ritorni l'autorità. Oggi, per esempio, ho visto che il ministro Bussetti, il ministro dell'istruzione, ha chiesto per esempio di presentarsi agli esami vestiti in modo decoroso. Secondo me è giusto, perché la scuola è un'istituzione seria, ci vuole rispetto. Oggi, per esempio, nella chat delle mamme c'è oggi tutta una discussione delle chat delle mie mamme, dei compagni, delle mamme dei compagni di classe in fine discusso, sono tutte furiose perché gli insegnanti hanno chiesto che all'esame di terza media vadano con i pantaloni lunghi. Perché io ho detto, scusate, ma non è che vanno in spiaggia, che devono se soffrono un po' di caldo questi bambini a 13 anni in una classe, non succede nulla. Dopotutto le insegnanti non vanno con gli short a scuola a fare l'esame. Cioè, purtroppo devo dire che anche negli editori abbiamo, insieme a una certa politica che ha uniformato la scuola al conformismo, al fatto che non ci devono essere, siamo tutti uguali e non ci deve essere più rispetto non c'è più quel rispetto che c'era una volta per l'istituzione scuola. A questo punto anche noi, alcuni genitori, non fanno che avallare un'idea di una scuola che deve darti a prescindere, che è un diplomificio, per cui tutti i diplomi vai sul mercato del lavoro e forse chissà che tutti i problemi che hanno i nostri ragazzi anche per essere assorbiti al mercato del lavoro non dipendano anche da questa formazione che è fondamentalmente una farsa. È una farsa. Senti, sull'uso dei telefonini tu come la pensi, no? Questi ragazzi qui che hanno ormai il telefonino da piccolissimi. Ah certo, no vabbè, io ovviamente sono contrarissima, non demonizzo perché secondo me non possiamo neanche poi crescere dei ragazzini che vivono fuori dal mondo, però anche quell'ambito lì va molto molto regolamentato. Io posso dire cosa ho fatto con mio figlio che a 13 anni ha voluto il cellulare, l'ha voluto perché diceva che altrimenti mi sarebbe stato escluso dalla classe, perché tutte le comunicazioni ormai avvengono via chat, loro non hanno più il costume, non hanno più l'abitudine di chiamarsi come facevamo noi da ragazzini, cioè se io non sono andata a scuola e devo recuperare i compiti, non chiamo più il compagno di banco, ma mando un messaggio generico in chat. Insomma, io alla fine ho ceduto, io ho preso il cellulare, però lui ha delle regole, cioè il cellulare si usa dopo pranzo dalle 3 alle 4 e alla sera prima di andare a letto mezz'ora. Benissimo. In modo dico, tu così non sei scollegato dal mondo, però non puoi passare la tua giornata dentro questo strumento che ormai è diventata una protesi. Devo dire che noi non dobbiamo dare tutte le colpe ai ragazzi, perché poi noi genitori dovremmo essere anche coerenti con quello che diciamo, perché se io dico a mio figlio che il cellulare non va bene e poi nelle poche ore libere che passo con lui sono attaccata al telefono, i bambini guardano, giudicano e più
che come dire, le regole servono l'esempio, cioè la mamma arriva e mette il cellulare, lo mette via e sta con te, perché questo è il mio momento con te. Ecco, per esempio vedo anche loro quando io per motivi di lavoro non sono lì, giustamente mi fanno notare la mia incoerenza. Certo. Se fa male, se non va bene, perché tu lo usi. Benissimo. È giusto, è giusto. Senti Lucia, quando ci siamo sentiti tu hai detto: Antonio, ho letto un bellissimo libro che riguarda la vita di Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la medicina nel 1986, neurologa, accademica e senatrice a vita italiana. Mi ha detto: mi ha colpito molto. Ci puoi raccontare un po' questa biografia che racconta dei lati inediti del premio Nobel Montalcini? Sì, prego. Sì, dunque, allora è una biografia che è stata pubblicata da Rubettino, do un'informazione ai radioascoltatori nel caso poi volessero approfondire. Si chiama Rita Levi Montalcini, una donna libera, ed è praticamente la storia di questa scienziata che ha conquistato il mondo, che tutto il mondo ci invidia, che in 103 anni, che ha avuto una vita lunghissima, e però la racconta da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista della sua casa, del suo privato, di come lei era bambina, dei suoi occhi da bambina che guardavano il mondo, e si capisce già da subito che questa Rita, che aveva una gemella che aveva una gemella di nome Paola, guardava il mondo e giudicava, osservava, e guardando la sua mamma da bambina, che lei appunto lei è nata molto bene, figlia appunto di questo padre nobile, e viveva in una bellissima casa circondata da maggiordomi, era servita e riverita. Lei aveva questa mamma che col matrimonio aveva dovuto rinunciare alla sua passione per l'arte. La mamma amava dipingere e il papà però disse una moglie, cioè il marito, le disse una moglie non può, una brava moglie non può dipingere. E da quel momento Rita decise che mai nella vita un uomo avrebbe mai potuto impedirle di realizzare i propri sogni. Lei, quando si è iscritta all'università a Torino, era una delle pochissime donne iscritte alla facoltà di medicina. Il suo papà ovviamente la voleva sposa, ma lei si ribellò e studiò, e durante questi anni di studio e di formazione incontrò un altro premio Nobel, Renato Del Becco, con cui tutta la vita ha avuto una relazione molto intensa, relazione di condivisione totale, sia degli studi ma anche di un'affettuosa amicizia. Forse, questo non possiamo dirlo, ma leggendo il libro si capisce che tra loro c'è stata una grandissima storia d'amore, forse, come dire, una storia d'amore che non è stata logorata dal tempo, dall'abitudine, dalla condivisione quotidiana delle cose, ma loro due condividevano gli ideali, condividevano la passione per lo studio. La scoperta di uno diventava immediatamente il successo dell'altro, nel senso che scambiavano informazioni, ed è una storia. E quando lei a un certo punto nel libro dice: il fatto che io non mi sia mai sposata e non mi sia mai cioè non vuol dire che io non abbia amato, dice: io ho amato tantissimo. E quindi viene fuori ecco, un altro aspetto che mi ha colpito è anche questa donna molto elegante, molto anche attenta alla propria femminilità, nel senso che questa scienziata che trasmetteva l'immagine un po' di donna algida, tutta persa nelle formule, no? nei suoi studi, in realtà curava tantissimo l'aspetto e si disegnava da sola gli abiti e i gioielli, aveva una passione smodata per i gioielli, non amava gli orecchini, amava per esempio molto i bracciali e le collane, che lei stessa si disegnava, e poi amava il bello, amava i quadri, amava la musica, e quindi mi ha colpito proprio perché il libro forse rende giustizia a una donna di cui tutti conosciamo solo un aspetto. È l'aspetto, diciamo, quello pubblico, no? L'aspetto accademico, degli studi,
accademico, anche la senatrice è diventata poi senatrice di realtà. Leggendo questo libro si riesce ad apprezzare la complessità di questa donna che già da bambina mostrava di avere qualcosa dentro che scappitava, non so come dire, qualcosa che le bruciava dentro, questo fuoco, sia per cioè questa sua capacità di ribellarsi alle convenzioni, alle regole, a quello che gli altri avrebbero voluto che lei facesse. Benissimo. Ed è stata tenace fino ad arrivare poi a conquistare tutto. Tutto quello che si poteva conquistare. Allora Lucia, purtroppo siamo in chiusura. Con te è un piacere parlare insomma di questi temi. Ti ringrazio per essere stata qui con noi. Ci risentiamo prossimamente in radio se sarai d'accordo. Grazie mille, buona giornata e buon proseguimento. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Grazie mille a Lucia Esposito, giornalista di Libero, a capo delle pagine culturali di Libero. In collegamento telefonico con noi in questo momento, in questo giovedì lunghissimo per me, 13 giugno, abbiamo al telefono il deputato di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Ciao Luca, buongiorno. Buongiorno, ciao Antonio, come stai? Benissimo, Bene. Tu come stai a Roma? Lì che aria si respira? Dove stai innanzitutto? Sto in aula, adesso votiamo gli ordini del giorno dello sblocca cantiere e poi votiamo il provvedimento su cui il governo, come ben sai, ieri ha messo la fiducia. Quindi. Sì, e senti, ma quindi se ne andrà un po' tutta la giornata? In linea di massima credo di sì, sicuramente la mattinata ormai se n'è andata, finiremo verso le 3, le 4. Senti, tu che sei il segretario della Commissione Agricoltura, anche in questa commissione ricordo a tutti il nostro appuntamento il venerdì dalle 10.35 alle 11.30, quando vorrai intervenire sei ben accetto. Raccontami un po' quali sono le novità di questa commissione e cosa si sta facendo. Guarda, io in queste prossime settimane chiederò l'incardinamento del provvedimento per il ripristino del Corpo Forestale dello Stato. Sì. Credo che sia una risposta che tanti agenti e tanti funzionari, ma anche tanti amministratori pubblici ci chiedono per far fronte a quello che è uno dei problemi più, diciamo così, impellenti di questo paese, che è la salvaguardia dell'ambiente. Noi oggi non abbiamo più un corpo che faccia prevenzione. La scellerata legge Madia qualche anno fa l'ha distrutto, lo ha spezzettato, ne ha fatto uno spezzatino in vari corpi, in vari enti. Oggi la maggior parte di questi agenti sono sottoutilizzati, anzi pagano anche, c'è stato un suicidio, un caso di suicidio anche la settimana scorsa per l'inutilità che a volte loro sentono nel confronto nel loro lavoro, e quindi noi vogliamo ridare dignità a questo corpo, che è un corpo storico, ma che è un corpo che non è un corpo assolutamente di facciata, è un corpo che, contrariamente agli altri corpi, fa una cosa importante anche per noi amministratori pubblici. Io faccio il sindaco, quindi conosco in un paese di montagna, quindi conosco assolutamente l'importanza di avere un corpo come la forestale che fa della prevenzione assolutamente una delle sue missioni. Ci manca moltissimo e c'è una convergenza di tutte le forze politiche, anche se con sfaccettature assolutamente diverse, ma tutti, tranne il PD, ovviamente, che lo ha raso al suolo con la sua scellerata politica distante dal territorio, tutti hanno una visione per riproporre questo corpo. Io credo che alla fine una quadra si troverà, e si troverà per avere finalmente e per ridare dignità a quello che è stato un glorioso corpo, e con tanti agenti che hanno voglia oggi di lavorare, contrariamente a quello che si pensa, e che hanno voglia di essere utili a questa nazione, all'Italia. Senti Luca, per quanto riguarda insomma questo governo, no? Che aria si respira secondo te? Sembra ormai essere arrivato di nuovo il sereno o no? Io non credo che sia arrivato il sereno nel governo, io credo invece che cresca la consapevolezza soprattutto nei militanti della Lega, ma anche in tanti deputati della Lega, che sia ora di staccare la spina, sia ora di andare a casa, sia ora, lo dicono anche le elezioni europee, di ridare un nuovo governo a questo paese, e questo nuovo governo deve essere Fratelli d'Italia Lega, o Lega Fratelli d'Italia, come vuoi metterlo, però decisamente questo che la gente ci ha detto alle europee. Capisco Salvini e i suoi tatticismi
nel cercare di mettere alle strette per non dover essere lui quello che la stacca la spina, però è altrettanto vero che il paese non può subire questo impasse solo ed esclusivamente per giochetti di palazzo. Noi invece crediamo nella politica e vogliamo che il popolo possa ridecidere chi lo amministra, per cui siamo pronti da noi per andare alle elezioni, speriamo il prima possibile. La finestra sappiamo che si chiude a metà luglio per poter votare a fine settembre, noi siamo pronti, sì. E ci auguriamo che Salvini metta in campo tutte quelle azioni che ci consentano di ridare voce al popolo e poi di avere un governo che è quello di centrodestra, che è assolutamente maggioritario. In questa partita sì. Credo che Forza Italia non possa esserci così com'è, perché rappresenta veramente il vecchiume, ma sì. Credo che se alcuni movimenti che vedo nascere invece abbiano una prospettiva diversa, allora credo che si possa fare un ragionamento anche con quella parte di Forza Italia che diventa, diciamo così, un po' più fresca e un po' più giovane. Altrimenti io credo che Lega e Fratelli d'Italia possono tranquillamente rappresentare la maggioranza di questo paese. E quindi noi siamo prontissimi, ci auguriamo che anche la Lega lo sia e che stacchi questa spina. Va bene. Senti Luca, un'ultima domanda volevo farti. È passato ieri, è diventato legge al Senato il DDL concretezza. A te piace questo provvedimento contro i furbetti del cartellino? Ma sì, sicuramente quella con i furbetti del cartellino è assolutamente una richiesta che noi sindaci facciamo da sempre. Una maggiore vigilanza e una maggior repressione nei confronti di chi male si comporta. È evidente che in questi anni si è passati a premiare sempre giustamente i dipendenti bravi, bisogna però riuscire a capire anche quando i dipendenti non lo sono. Cioè, bisogna riuscire a punire efficacemente quelli che bravi non sono, a tutela dei dipendenti bravi, che sono tanti comunque in Italia, non tutti, perché come in tutti i lavori, sia nel pubblico che nel privato, ci sono quelli che viaggiano ad una velocità e quelli che viaggiano a un'altra. Se noi non riusciamo a dire tu sei bravo e vai premiato, mentre tu non servi neanche l'amministrazione pubblica e devi tornartene a casa, noi non riusciremo a valorizzare quelli invece bravi che abbiamo. Benissimo. Allora Luca, siamo in chiusura, andiamo in pausa pubblicitaria. Grazie mille, Grazie lavoro, a voi. Buon lavoro a Roma, nella capitale. Grazie mille a Luca Ciao, De Carlo, grazie. deputato Ciao, di Fratelli d'Italia. Andiamo in pausa pubblicitaria. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex, un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca Abbonati e segui le istruzioni.
Facile, no? Rieccoci di nuovo in collegamento telefonico con noi. Giulio, non so se abbiamo il nostro prossimo ospite. Ecco, un amico di RPL, deputato della Lega della Commissione Finanze, Leonardo Tarantino. Ciao Leonardo. Ciao Antonio, buongiorno. Allora Leonardo, qua insomma stiamo leggendo delle agenzie, no, sulla questione Radio Radicale. Adesso è intervenuto Di Maio, dice gravissimo, dovranno risponderne, no? Che cosa si riferisce, insomma, cosa è successo? Ma allora, innanzitutto ci tengo a dire che in realtà non c'è stato tutto questo scontro che poi viene dipinto o enfatizzato. Questa mattina la Commissione Finanze e Bilancio, che sta esaminando gli emendamenti al decreto crescita, ci stiamo lavorando da giorni, abbiamo approvato un emendamento su cui diciamo c'era identità di vedute, c'era solo una diversità su questi soldi che venivano stanziati alle radio, a Radio Radicale in particolare, per la trasformazione, per la migrazione al digitale, quindi era solo una differenza di cifre. In realtà sui contenuti eravamo abbastanza vicini, quindi i nostri due gruppi, quindi Lega 5 Stelle, hanno deciso di ognuno tenere la posizione che riteneva più coerente. Ecco. Non è stato in realtà uno scontro, poi è vero che il governo ha dato parere negativo e invece la maggioranza, il voto in aula è stato positivo, ecco, però quindi, insomma, direi che poi adesso chiaramente ognuno tenterà a vendere la propria posizione. Noi crediamo che questo percorso di uscita di Radio Radicale possa avere tempi un po' più lunghi e quindi è stata questa finestra anche in termini economici un po' più ampia. Benissimo, quindi insomma ridimensioniamo questo scontro di cui stiamo... Con i colleghi eravamo a fianco dei colleghi 5 Stelle ed eravamo tutti sereni e però anche coerenti rispetto alle posizioni che ognuno ha voluto tenere. Ecco. Benissimo, senti, che altro state votando oggi alla Camera? No, la Camera ieri sera ha votato la fiducia al decreto sblocca cantieri, questo provvedimento importante che rimetterà in moto gli investimenti. Per la Camera c'è un regolamento che prevede anche l'approvazione di tanti ordini del giorno e quindi altri impegni, come dire, minori e politici che si vuole assumere il governo, e oggi siamo impegnati da questa mattina su questo. Benissimo. Senti Leonardo, per quanto riguarda invece la chiusura domenicale dei negozi, c'è quest'altra notizia che dice: la legge finisce in un vicolo cieco perché il provvedimento è fermo nella Commissione Attività Produttive. Quindi come si andrà avanti? Ma allora c'è un principio di quella legge che Lega condivide, cioè quello di far, come dire, di non portare le persone la domenica nei centri commerciali, ma fargli vivere il paese, le nostre ricchezze culturali, le nostre aziende agricole, così. Diciamo che va trovata una posizione di equilibrio, perché probabilmente incidendo in modo netto probabilmente si perdono anche dei posti di lavoro, quindi si è aperta questa riflessione in questi mesi e o si trova una posizione più equilibrata, altrimenti la legge in questo momento appunto aspetta delle decisioni, ecco. Benissimo. Senti, come commenti i risultati di questi ballottaggi, no? Delle elezioni amministrative di domenica? Sì, sono stati risultati positivi per il centrodestra e soprattutto per la Lega. Il saldo positivo di quasi 35-40 comuni in più capoluoghi conquistati dal centrodestra sono un risultato eccezionale, tenuto conto che appunto sono stati tolti al centro-sinistra. Diciamo che l'onda delle europee del primo turno è stata confermata anche sul secondo e, come ha detto Matteo Salvini, abbiamo molti più consiglieri comunali, molti più assessori, molti più sindaci che lavoreranno con le linee guida del nostro movimento e quindi aiuteranno anche il governo nel fare bene per il paese. Ecco, benissimo. Un'ultima domanda, Leonardo, poi ti lasciamo andare. Su Whirlpool, no? L'azienda ha confermato che non ci sarà nessuna chiusura a Napoli, giusto? Sì, le trattative con il Ministero delle Infrastrutture sono in corso. Di Maio ha mostrato un po' i pugni e ha minacciato anche di revocare gli aiuti che erano stati dati in passato. Probabilmente questa trattativa si sta incanalando in una situazione positiva e questo è un bene. Ecco, diciamo che l'azione del governo forte su tanti temi come su questo dà frutti, ecco.
Benissimo, allora Leonardo ti lasciamo andare, ti ringraziamo come al solito per essere stato con noi, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie, torno in aula, arrivederci. Grazie mille a Leonardo Tarantino, deputato della Lega. Allora adesso Giulio dalla regia sentiamo il senatore Simone Pillon che ci parla del provvedimento, no, sulla truffa agli anziani. Buongiorno a tutti. Allora, il provvedimento che ci apprestiamo a valutare insieme riguarda una modifica dell'articolo 643 del Codice Penale in materia di introduzione di una specifica previsione penale che vada a meglio tutelare la circonvenzione di incapace. Come ben sapete, oggi la fattispecie della circonvenzione incapace è regolata essenzialmente da due norme. Abbiamo il 643 nella versione attuale, così come oggi è codificato, oppure abbiamo la fattispecie di cui al 640, quindi truffa generica con tutte le sue aggravanti. Tuttavia è necessario introdurre questa nuova fattispecie in quanto, da una parte, come ben sapete, la truffa necessita della prova su quegli artifizi e raggiri che non sempre sono agevoli da provare e in molti casi si è dimostrato che le truffe agli anziani non venivano poi sanzionate penalmente in quanto era difficile la prova di questo aspetto. Per quanto invece riguarda l'attuale disposizione della circonvenzione di incapace, mi taccio un attimo, Presidente, perché faccio fatica a sentire la mia voce, quindi grazie Presidente. Dicevo, la formulazione attuale del delitto di cui all'articolo 643 del Codice Penale comporta un'interpretazione giurisprudenziale che ha molto ristretto l'ambito di applicazione della norma, particolarmente restringendola appunto innanzitutto solo a danni di natura strettamente patrimoniale e inoltre restringendo nell'applicazione solo a danni frodi commesse in danno della persona offesa e non frodi commesse attraverso la persona offesa verso terze persone. Inoltre era necessario mettere particolarmente in luce la circostanza della età della persona offesa, in quanto legato all'età della persona offesa vi è tutta una congerie di reati che ci viene raccontata dalle statistiche che mi appresto a illustrare. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto in Italia 32.000 casi di clonazione delle carte di credito, 240.000 casi di falsi operatori di enti pubblici o aziende o false associazioni che hanno avvicinato persone anziane per farsi consegnare oggetti di valore, 441.000 casi di donazioni fatte a persone che poi si sono rivelate essere truffatori e 201.000 casi di vere e proprie truffe. Abbiamo poi una notevole incidenza di fatti che poi non si è sempre riusciti a qualificare come reato, per esempio 1.051.000 casi di contratti firmati per l'acquisto di merci, beni o servizi, terreni, automobili, enciclopedie, corsi di formazione o contratti telefonici, il tutto svoltosi contro l'effettiva volontà dell'anziano. 135.000 casi di contratti stipulati con ditte, società o cooperative, poi risultati inesistenti. 129.000 casi di inganno con richieste di denaro per aiutare qualcuno con problemi economici o di salute o addirittura richieste fatte a falsi parenti, che poi si è rivelato non essere affatto parenti. Abbiamo 288.000 casi di inganno fatto ad anziani con la prospettiva di grosse vincite alla lotteria oppure di investimenti vantaggiosi o peggio ancora di promesse di lavoro. Abbiamo 503.000 casi in cui sono stati stipulati contratti del tutto falsi. Di fronte a questa immensa congerie di truffe ai danni delle persone anziane, credo che il legislatore non possa più restare inerte. Abbiamo pertanto presentato questa proposta di legge che va a modificare l'articolo 643 del Codice Penale.
abbiamo ritenuto di aggiungere un comma all'articolo già in vigore per non appesantire il codice penale con un articolo 643 bis che sarebbe stato sicuramente un appesantimento. Abbiamo poi previsto quindi che la fattispecie di cui al comma aggiuntivo dell'articolo 643 così reciti: alla stessa pena, cioè quella di cui al comma precedente, che si configura nella misura della reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 500 a euro 2000, dicevo quindi alla stessa pena soggiace chiunque allo stesso fine, quindi abbiamo mantenuto il dolo specifico previsto dalla fattispecie di cui al 643,1, abusando delle condizioni di debolezza o di vulnerabilità dovute all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso. Avete capito che la fattispecie allarga di molto intanto la configurabilità del reato, per il quale non è necessario provare quegli artifici e quei raggiri necessari a configurare la truffa, ma abbiamo quindi una condotta tipica che è quella dell'abuso della condizione di debolezza e di vulnerabilità che viene collegata all'età della vittima. L'età non viene definita volutamente perché resta molto difficile dal punto di vista poi della configurazione della fattispecie penale, quindi la tassatività della norma penale. Se avessimo aggiunto anche solo l'età avanzata, si sarebbe posta la questione della valutazione da quale età in poi si poteva configurare anziana una persona. Sono sicuro che in questa stessa aula ci sono molte persone che hanno molti colleghi che hanno più di 65 anni che se ne guardano bene dal considerarsi anziani, e credo di poter dire anche a ragione. Quindi, proprio per evitare questo tipo di discriminazione in base alla data di nascita, l'espressione è stata lasciata aperta in modo da dare al giudice la possibilità di valutare. Peraltro comunque non è una fattispecie aperta e basta, perché se noi andiamo a raffrontarla con il comma 1, laddove si sanzionano condotte consimili portate ai danni dei minorenni, è facile comprendere che il problema qui non è tutelare i minori, che sono già tutelati dal comma 1, ma tutelare viceversa le persone anziane. Ancora, è necessario che la condotta porti a un abuso di quella condizione, debolezza o vulnerabilità, e poi è necessario, perché si configuri questo reato che abbiamo voluto sanzionare in modo molto sostanzioso, quindi con pene molto pesanti da 2 a 6 anni di reclusione, è necessario che l'induzione sia non solo verso la persona offesa vera e propria, ma possa essere anche configurata verso altre persone, cioè ciò che molto spesso accade e che tra l'altro è comprovato anche dalle statistiche, è che la truffa o la circonvenzione viene portata verso una persona per convincerne un'altra. Per esempio, si pensi a una coppia di coniugi anziani, si fa pressione sulla moglie per ottenere che il marito compia un atto di disposizione, oppure consegni un bene, oppure sottoscriva un contratto. Allora in questo modo sarà possibile sanzionare la condotta di circonvenzione, anche se ad agire, a compiere l'atto dispositivo, non sia materialmente la persona avvicinata dal malintenzionato, ma sia una terza persona. Dicevo, le statistiche ci parlano del fatto che ci sono diciamo, questo tipo di attività si svolge soprattutto nei confronti di famiglie o di persone anziane che vivono in coppia. Ancora, sempre tornando alla fattispecie di cui all'articolo 1, l'atto dispositivo del patrimonio, l'atto dispositivo non deve essere strettamente legato all'ambito patrimoniale, perché altrimenti ricadremmo nella limitazione del raggio, del range di applicazione del comma 1. Quindi in questo caso l'induzione intanto non è a un atto strettamente patrimoniale, ma a qualunque tipo di atto, purché questo atto importi un effetto giuridico, che quindi può essere anche, ripeto, di contenuto non patrimoniale, dannoso per sé o anche per altre persone. Pensiamo quindi di avere coperto tutto diciamo, il prevedibile e l'immaginabile in ordine a questo fenomeno che ho ampiamente tratteggiato nel mio incipit. Ancora, per quanto concerne l'articolo 2,
andiamo a introdurre una previsione di modifica dell'articolo 165, sesto comma del Codice Penale, introducendo l'obbligo per la persona condannata per questo tipo di reato di risarcire integralmente la persona offesa qualora per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena. Per quanto invece riguarda l'articolo, quindi è un segnale molto forte del legislatore che subordina la concessione della sospensione condizionale e quindi dei benefici di legge che siano ad essa collegati, e tutto questo, dicevo, è subordinato al risarcimento integrale del danno alla persona offesa. Concludo per quanto riguarda l'articolo 3 con l'anticipazione di un emendamento del relatore. Abbiamo cioè fatto una valutazione in commissione, in quanto l'idea iniziale, la proposta di legge Ostellari, da cui ha promosso diciamo, i primi passi questo provvedimento, prevedeva l'arresto obbligatorio in flagranza di reato. Tuttavia abbiamo ritenuto di modificare questa previsione perché potrebbero esserci casi in cui sia meglio per gli inquirenti poter attendere di intervenire in modo da eventualmente scoprire i complici oppure risalire ai mandanti di questo tipo di attività illecite, cosa che un arresto obbligatorio avrebbe impedito di fare. Quindi abbiamo preferito ripiegare sulla fattispecie di cui all'articolo 381, cioè l'arresto facoltativo in flagranza di reato. Tuttavia, a causa dell'ammontare della pena, che come ho detto è di 6 anni nel massimo, la disposizione di cui all'articolo 381 del Codice di procedura penale già si applica quod penam, quindi è già naturalmente previsto l'arresto facoltativo in flagranza di reato. Inizialmente avevamo valutato la volontà di mantenere comunque la disposizione di quell'articolo 3, cioè di dare un segnale non legato alla quantità di pena quanto alla natura del reato. Tuttavia abbiamo poi ritenuto questa proposizione ultronea e quindi già anticipo che chiederò che l'articolo 3 sia soppresso. Grazie. Voglio procedere a spallate. Ma perché io non sono prudente e dialogante, sono la prudenza e il dialogo fatta uomo. No, ovviamente l'infrazione non fa piacere a nessuno, le penalizzazioni, i controlli, gli ispettori dell'ONU, dell'Unione Europea, no. Siamo un paese di 60 milioni di persone, siamo la potenza industriale d'Europa, si possono coniugare il dialogo ma la fermezza. Adesso l'Italia dà ogni anno, lo ricorda chi ci guarda, all'Unione Europea 6 miliardi di euro in più rispetto a quelli che tornano indietro. L'Europa è un club a 28, 27 fra un po' se gli inglesi salutano, dove in 10 pagano di più di quello che ricevono e in 17 incassano di più di quello che pagano. Noi ovviamente siamo fra i 10 che pagano di più. Quindi io sono uno degli iscritti al club che paga di più, paga 6 miliardi all'anno e mi devo sentire dire ogni anno che non faccio i compiti a casa, che sono brutto, che sono uno scialacquatore, che mi fanno la multa, devo aumentare l'IVA, devo tassare la casa. No, anche perché noi negli ultimi 15 anni abbiamo seguito alla lettera le ricette dell'Unione Europea e non siamo andati bene. Infatti, il debito è esploso, quindi noi chiediamo all'Unione Europea, non vogliamo i soldi né dei francesi né dei tedeschi, degli spagnoli, vogliamo usare per gli italiani i soldi degli italiani tagliando le tasse. Allora oggi c'è stato uno scontro a distanza tra il presidente uscente Juncker, abbiamo detto già nei titoli, e il presidente Conte, dicendo Juncker avete sbagliato tutti, andate all'infrazione. C'è anche gli Sherpa, cioè diciamo i funzionari dell'Ecofin che riunisce i ministri finanziari, hanno detto no, l'infrazione ci sta tutta, eccetera, eccetera. E Conte ha detto ma pensa piuttosto ai guai che hai combinato in Grecia. Ora però c'è un punto. Lei vuole cambiare, quando uno le chiede, faremo anche stasera, ma dove prende i soldi? Lei dice voglio cambiare i parametri. Certo. Il problema è che i parametri lei li può cambiare con la nuova commissione, perché questa ormai, ma quella si insedia a novembre. Lei la legge finanziaria la deve fare in autunno, prima di novembre. Staremo parlando di una presunta multa per uno presunto sforamento, tutto da dimostrare, di 3 miliardi. Sì. Quando noi quest'anno all'Europa diamo 6 miliardi ma sono conti diversi, quando il però, PIL italiano è di 1.800 miliardi, cioè noi siamo un'azienda che produce, grazie agli italiani che lavorano, pagano e faticano 1.800 miliardi di euro e questi ci danno la multa per 3 miliardi.
quando noi, seguendo le loro ricette, abbiamo aumentato il debito di 600 miliardi. È come se io per 10 anni mi fossi curato una malattia con la medicina che mi hanno dato da Bruxelles, sto peggio adesso di 10 anni fa e questi mi dicono è colpa tua. Ma scusa, sei tu che mi hai dato la medicina. Io la prendo perché mi fido di te, sto peggio di prima, potrò cambiarla la medicina, a meno che non ci sia qualcuno che vuole mettere le mani sulle aziende italiane. Infatti io 10 anni fa avevo in mente solo una cifra che era 1.600 miliardi, che era quello che producevamo e il debito. Adesso produciamo 1.800 miliardi, ma abbiamo un debito di 2.330, eccetera. Seguendo governi di centrodestra e centrosinistra e governi tecnici, quindi non c'era qualcuno. Noi dal 2008 ad oggi abbiamo seguito alla lettera le prescrizioni dell'Europa, i vincoli dell'Europa, i numerini dell'Europa, 3%, 2%, non spendere, la legge Fornero, e tassa i conti correnti, e tassa le barche, e il superbollo delle macchine, tutto, abbiamo messo i superbolli ovunque. Risultato, lavoriamo di meno e il debito è cresciuto. Forse un genio può intuire che bisogna fare il contrario, abbassare le tasse e ridurre la tassazione, anche perché i primi 3 mesi di quest'anno dicono che le entrate IRPEF crescono del 3% in più, le entrate IVA del 4% in più e noi siamo in surplus commerciale. Nel senso che i nostri imprenditori, che sono degli eroi, vendono ancora di più all'estero. Quindi il paese si sta muovendo e tu a un paese che si sta muovendo uscendo dalla crisi cosa fai? Tiri gli schiaffi e dai la multa. Allora qualcuno potrebbe venire il dubbio che ci sia qualcuno che vuole mettere le mani sulle aziende italiane. Leggo 2 messaggi per Mario Morcone. La cosa inammissibile è che con le vostre continue trasmissioni su questo argomento state cercando di fare il lavaggio del cervello agli italiani, insinuando un senso di colpa per eventi con i quali noi non abbiamo nulla a che spartire. Cercate di far sentire responsabili gli italiani per fatti non imputabili. Siete corrotti, disonesti, delinquenti, traditori. A un certo punto dovrò fare, me l'ha chiesto anche Morcone, un fascicolo di messaggi contro il prefetto Morcone, ma insomma poi io lo lascerò prima che vada in pensione. Aspetti, gliene leggo un altro paio. Mi sento ogni giorno meno europeista. La Grecia ha problemi economici, si arrangi. L'Italia ha problemi con i migranti, si arrangi. Parliamoci chiaro, altro messaggio. Le cose che ho appena sentito ai vostri ospiti mi fanno rabbrividire. Gli immigrati irregolari arrivano proprio perché la politica li vuole, le organizzazioni no profit, spesso in combutta con la mafia, ci mangiano alla grande. Perché non parlate di cosa dall'Australia con gli immigrati, di cosa ha fatto l'Australia con gli immigrati che arrivano lì dall'Indonesia? Se ce li teniamo è solo perché il governo li vuole per le loro politiche folli di far crescere la popolazione e la forza lavoro con africani. Questa è la sola realtà. In realtà ho una domanda, oltre a, se vuole, una replica a queste parole. Morcone, esiste un problema di coesione sociale, cioè lei dice noi siamo 60 milioni, se non di più, 80.000 che sono pochi, e tuttavia un paese sta insieme appunto se riesce a condividere stili di vita. Allora 2 risposte, rapidissimamente. Primo, mi riallaccio al discorso che sono stati fatti prima. Inghilterra, quindi Regno Unito, multiculturalismo, hanno avuto gli attentati a Londra e una serie di altri episodi. Francia, assimilazionismo, hanno avuto gli attentati a Parigi, noti a tutti dalle seconde generazioni. In Italia questo non ancora è successo. Sarà un caso o sarà un modo e una capacità di accogliere, se vuoi a macchia di leopardo, ma anche con delle eccellenze e delle qualità? Io me la porrei questa domanda. La seconda risposta ai signori che hanno scritto adesso, insomma, se tu stai male con te stesso è un problema tuo, per favore vai in analisi, parlo con qualcuno, ma